c'è bisogno di una burocrazia più tenue, anzi di una burocrazia zero, di, Mh. sciogliere quel groviglio di competenze che molto spesso fanno sì che il vero costo della politica è il tempo che ci si mette dall'assunzione di una decisione al tempo in cui viene realizzata. Ecco, stiamo lavorando a un decreto semplificazioni per fare in modo di, diciamo, abbattere sempre più quelle forme di incrostazioni burocratiche, arrivare più vicini e più direttamente alle scelte che riguardano i cittadini e a farlo anche impostando una pubblica amministrazione più digitale, più, in grado di saltare alcuni passaggi e quindi di presentarsi correttamente, nella vita reale delle persone. No alla patrimoniale lo riconfermo immediatamente, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, ribadito ieri, non è all'ordine del giorno nel nostro paese in questo momento una patrimoniale, né penso che possa essere all'ordine del giorno una generica riduzione delle tasse senza avere, costruito una riforma in campo fiscale. Il premier ne ha parlato nei prossimi giorni, noi con nei giorni scorsi, noi con l'autunno e con la legge di bilancio dovremmo impostare anche una riforma fiscale con l'obiettivo di ridurre le tasse, perché le tasse alte sono un ostacolo alla ripresa economica, ma dobbiamo farlo in un forte potenziamento della progressività del nostro sistema tributario, con una particolare attenzione ai redditi, bassi e medio-bassi, non certo partendo dai redditi alti. Ecco, quindi una riforma che dovrà essere fatta anche in una logica, in una chiave europea, progressiva secondo quanto prevede la nostra Costituzione, con l'obiettivo di ridurre le tasse a chi ha meno, ma con l'obiettivo di ridurle a tutti per poter, rilanciare la nostra economia anche tramite questo intervento. Del resto investimenti e riduzione delle tasse sono 2 delle chiavi fondamentali perché la nostra economia possa riprendere.